In un locale a Campo San Martino è stato celebrato un matrimonio islamico tra due somali. Lui, 27 anni, nato a Padova da genitori qui residenti da molto tempo, lei, 23 anni, nata a Mogadiscio, dove si è svolta la prima celebrazione, prima appunto di ripeterla l'altro giorno qui nell'Alta Padovana. Ovviamente un matrimonio religioso, anche se con riti e modalità diverse da quello cattolico, come ci spiega il referente della comunità somalo-islamica Ali Sheikh Nur. La differenza tra il laicismo e la religione sono due cose diverse. Per noi un matrimonio di tipo laicato che si fa al comune è considerato un matrimonio tipo impuro. È importante col rito religioso. Il vero matrimonio è il matrimonio religioso, perché viene benedetto in nome di Allah, della nostra religione. Aros invece fa parte del laicato, che sarebbe la tradizione, sono le feste che si fanno, le lodi, le cerimonie, i canti. Però il matrimonio nella religione islamica è un contratto che si stipula fra due persone. I due sposi adesso, uno è nato addirittura qui a Padova, non si fermano e continuano a vivere qui a Padova. Esattamente, e questo è il nostro orgoglio. Siamo fieri di questi nostri figli che da giovani si sposano, come sa lei, l'età sono giovani, i due sposi. Suo padre ha viaggiato da Mogadiscio e è venuto qua. C'è un proverbio che dice l'uomo esce prima dal grembo materno, dopo esce da fuori casa per farsi la famiglia, e dopo alla fine esce dalla terra e va nel grembo materno, e per questo si chiama madre patria. Per noi l'Italia è come una patria adesso, perché siamo nati a Mogadiscio e potremmo essere sepolti in questa terra santa e benedetta. Comunque il primo impegno del matrimonio islamico è fare figli. Il primo impegno del matrimonio è concepito soprattutto per la procreazione, fondamentalmente. Una grande e lunga festa, prima col rito religioso, poi con la cena e i balli continuati fino a notte fonda. Con il papà della sposa arrivato apposta da Mogadiscio, lui che, a proposito di vocazione alla procreazione, di figli si vanta di averne addirittura 10, come i nostri nonni di una volta, vien da pensare.